ragazzi, siamo qui a San Donà di Piave per intervistare il VIP di San Donà. Spero che l'audio si senta perché c'è un casino pazzesco. Adesso dovrei trovarlo il VIP ma non lo vedo, quindi lo aspetterò qua. Ragazzi, eccoli qua, non mi ci sta dentro l'inquadratura, eccolo qua. Posso già chiederti come mai questo outfit? Occhiale sopra l'occhiale? Così perché mi piace. Ma ce lo puoi far vedere i due occhiali? Incredibile. Questo qua è il VIP di San Donà, cioè tu sei il re di San Donà praticamente, sì. Giusto? Sei spostato in Robocop, vai, lo devo fare. Vivi, fai la tua vita. Siamo qua per vivere un pomeriggio, una giornata penso sia troppo impegnativa. Col VIP di San Donà. Sì. Dove ci porti? Adesso una tua giornata tipica qual è? Ma di solito vado a fare un giro alle toste, a vedere se c'è qualcuno. Ma là che siamo tutti i fans, veniamo in Piazza Rizzo, vai. Allora come stanno andando le tue conquiste? Ma al momento sta andando bene, dai. Ci si prova. VIP abbiamo già trovato una sua fans che è qua dietro. Che l'ho appena conosciuta. È appena conosciuta e già. Giorgia, cosa ne pensi? È troppo timida, incredibile. Questo è l'effetto del VIP, di solito questo è l'effetto, no? Quando trovi una ragazza succede un po' così. Niente ciò. Ciao. Che squadra è che tifi? Milan. Cosa ne pensi di Milan di quest'anno? Che secondo me sta andando molto bene. È meglio che le prime giornate. E con Allegri come la vedi con Allegri? Io spero che, come dice lui, l'obiettivo è andare in Champions. Ok. E dopo magari diciamo che lo scudetto. Perché ma con calma. Ai nostri amici ricordiamo che tu sei anche un grande appassionato di fantacalcio. Sì. È incredibile che ogni anno hai tutto il Milan e Pinamonti solitamente. Sì, no? Vabbè, quest'anno ho fatto un po' un mix, non tutto il Milan. Cos'è che non hai preso che non è del Milan? Qualche centrocampista. Okay. Qualche difensore. Giusto. Dove ti stai portando? Ha fatto un giro qua alle giostre se c'è qualcuno. VIP mi faceva notare che ti ha i cotoni muaico, no? No, perché si molano sempre. Ogni volta che me le lancio si molano sempre. Aspetta un attimo, dovevo fare una roba. Ragazzi, scusate, posso chiedervi una cosa? Preferite un ragazzo che ci prova online o dal vivo? Nessuna delle due. Ok, perché volevo presentare il VIP di San Donà, non so se lo conosci. Sì. Siete? Sì. Ah sì. Incredibile. Cosa ne pensate del VIP? Niente, non... Niente, queste qua... Sì. Sempre vi saluto. Ciao, grazie. Incredibile, lo conoscevo. È stato lui. Lo chiamo Nicolas Costa. Solo una domanda, Com'era? È un'istituzione di San Donà di Piave, vero? Ragazzi, incredibile, il VIP di San Donà ha trovato dei fans. Chi siete? Cola. Leonardo. Matteo. Diego. VIP, cosa ne pensi di questi fan così a casa a San Donà tra l'altro? Neanche fossimo a Los Angeles. Vabbè, sono onorato. Onorato? Sì. Guarda io Malacciai, sì. Sì. A posto. Volete fare un saluto? Volete fare una dedica al VIP? Sempre forza VIP, sempre forza Costa. Questo è un documentario sulla vita del VIP di San Donà. VIP, dove ci stai portando? Cos'è sto posto? Adesso vogliamo se c'è qualche ragazza che mi conosce. Testeremo se delle ragazze conoscono il VIP di San Donà, vediamo subito. Ragazzi, scusate, posso farvi una domanda? Siamo qui con il VIP di San Donà, voi lo conoscete? Voi preferite l'approccio? Aspetta, cagami, qualcuno mi caga. Vedete le ragazze qui impazziscono per il VIP? Sono timide. Dai, cambiamo target, direi. Sì, ma mi metti in galera qua. Ragazzi, scusate, sono uno youtuber. Voi preferite l'approccio dal vivo o online? Dal vivo! Allora vi presento Nicolas Costa, VIP di San Donà.
Piacere. No? No! Bisogna cambiare target. Voi preferite l'approccio dal vivo o online? Dal vivo. Allora vi presento Nicolas Costa. Come no? Ragazzi, incredibile, hanno paura del VIP troppo grosso, troppo grande. Ragazzi, posso disturbarvi un secondo? Stiamo facendo un sondaggio. Voi preferite l'approccio online o dal vivo? Dal vivo? Allora vi presento il VIP Nicolas Costa. Piacere. Cosa ne pensate? Niente. Cosa gli dici? Non lo so. Ragazzi, scusate, volevo chiedervi una domanda. Per un video YouTube, preferite l'approccio online o dal vivo? Dal vivo. Allora vi presento qua il VIP Nicolas Costa, direttamente da... Ha 15 anni. Ho 15 anni. Sei oro per il VIP, cioè. Hanno perso un'occasione. Hanno perso l'occasione. Vai! Fai un bel ballo, VIP! No, lei conosce tutto, incredibile! Sulle mani. VIP cosa sta facendo con la mano? Guardi, guardi! No, come che ti facessi una sega. Ragazzi, incredibile, siamo qui con Stipa. Stipa e VIP. Eccolo qua, modalità leggendaria, Incredibile! incredibile, più incredibile, divento un unico grano. Siamo qui direttamente da San Donato con Stipa, il mitico Stipa. Ciao a tutti ragazzi, signori, buonasera. E abbiamo qua il VIP. Eccomi qua di nuovo. Ma Stipa, che ruolo hai? Presentati i nostri amici. Ciao a tutti, è un ruolo molto importante, il mio collaboratore questa sera nell'intervista al grande VIP di Musile, San Donà e tutti i paesi E dintorni. e dintorni, come si definisce. Abbiamo i membri alti dell'ufficio, abbiamo tutto il gruppo nostro qua paesano. Ma puoi spoilerarci perché si chiama VIP? Com'è nato il VIP di San Donato? Il VIP di San Donà allora è nato, non lo so di preciso se da una storia giocando a Pokémon Go o con qualche amico che lo definivano un personaggio importante, e da là è nato il VIP perché lui appariva dappertutto, che sia un gioco, che sia in un locale, che sia... Ma adesso è diventato il VIP delle Ma nipotine. adesso è il VIP da Musile esclusivo. Delle nipotine? Delle nipotine, sì, ovviamente, perché a seconda della stagione lui trova il tema da associare al suo grado di VIP, no? Nicolas, puoi confermare questo? Sì, confermo, e poi sono diventato VIP anche in discoteca. Aspetta, guarda Lea. Ma sei VIP per i Pokémon o per le nipotine? Entrambi, tutte e due le cose. L'outfit ufficiale, come si veste un vero VIP al giorno d'oggi, nel 2025? Allora, partendo dagli occhiali, sì, quelli da vista non devono mai mancare. Però in caso che dopo le 8 di sera ci sia ancora il sole, che ho qualche luce abbagliante, o si va in latte, Si va in after. c'è sempre l'occhiale da sole e la maschera da saldatore portata a mo' di super Le per i coglioni al cantante. da super VIP, a mo' di supereroe, dai, nel giorno d'oggi di vero VIP. Dopo, un altro particolare Perché dell'outfit, bisognerebbe aprire un po' in realtà, Vediamo qui, attenzione! ragazzi. Cioè, la felpa della Nike. No, ma è sotto cosa Ma abbiamo? qui Vedi, oh, guarda che panza. No, panza. ma c'era lì... dopo YouTube mi banna. Ma c'è una nipotina qua dentro. c'è una nipotina sotto la maglietta, Sotto mentite lo spoglie. strato di Ma se poi... Te conosce il Ti VIP, salutano. no?
Sì, mi ha salutato. E le sue seguaci lo Ti salutano perché sei un personaggio è un personaggio molto VIP, in qualunque angolo remoto si va a fare l'intervista, lui è conosciuto. Perché Nicolas Costa è il VIP di San Donà. San Donà, Musile e di ogni posto dove lui si trova, ovvio. Esatto. Jesolo lo Ma conoscono. puoi descriverci un attimo l'outfit che stavi continuando, quindi c'è l'occhiale doppio. Sì, a multistrato, in ogni stagione, qualunque stagione c'è una singola, se non una doppia t-shirt, una tutina, una camicetta con la felpa cappucciata e col paravento, col giubbotto sopra, questo di base. Diciamo che puoi girare sia estate, primavera, inverno, in qualsiasi stagione tu sei. In estate maniche corte perché pantaloni. Però nel caso avessi caldo puoi toglierti il giubbotto e essere comunque in estivo. Sì, posso togliere il giubbotto e rimanere in felpa. Io mi ricordo, vorrei citare, Nicola se puoi dirmi, sono stato stupito in senso buono, noi ci vediamo dopo. Con Marco Stipa, Numero 1. Nicolas Costa Vediamo dopo. e Marco Monte Carraro. È il numero 1 degli intervistatori. Tutti, solo per veri numeri 1. Il sotto 3 maglie XL. È di alto livello, allora. Magliettina 100% cotone, super sportiva della Decathlon, camicetta europea, multitasking per documenti e in caso anche con le mitiche gomme della Brooklyn. E mi sparisce subito. Guardate la gomma. Guardate prima voi. E ti devo fare le gomme. Super giubbotto, doppia ceniera, doppio scoparto, e pantalone comodo, cotone sempre, cappellino, calzino sportivo, scarpetta da rame, Nike, che usavo anche in palestra, e il mitico cappellino immancabile. La panza è in forma, in modalità Fa parte dell'outfit anche quello. è sempre outfit. Davvero che posso, se no che Stipa, ci puoi raccontare questa storia delle nipotine che non ho ben La capito? storia ufficiale delle nipotine Vai. è nata, lo sa solo lui perché non so, lui voleva conoscerle. Ok. Io sono iniziato. Io ho iniziato a conoscere la storia da quando erano già in macchina, che lui era già Uber Taxi. Ah, ok. Era In già- che senso? era Spiegaci già questa roba di secondo Uber tempo. Taxi, in che senso? Lui era il taxista esclusivo a serata, diciamo, a chiamata. Cosa vuol Ma dire? se non andava a chiamata, chiamava lui loro. Cioè, hai Ma in capito? senso che le portava alle feste, giusto? Le portava al Nolita o Derzo, Ok. le portava a me Solo al per Modo stare con 5. loro. Andava perfino a Cavallino, alla fine di Cavallino, come si chiama? Dopo il Sud Beach, Pina Colada. il Pina Colada, esatto. E lui ci faceva chilometri. Anche all'area di Mestre. All'area di Mestre, l'area 51, che è il posto più lontano. Esatto. Lui non Area bada. City, non Area City si chiama, Area City, ha ragione. Ah, dopo mi chiedi se sono mai faccio andato- carne in palestra. Non badava a spese, le portava. Ma un giorno è venuto fuori, chi là? Dove sta? A maglia ancora E patatine, guarda. È vero, ma è a Figlia, patatine. basta mangiare, che ti fa male. Figlia, e patatine la fiera. Ah, ci pensa lei a pulire le strade. Se mangia sul serio Sì, patatine. mangia, diventa matta. Patatine, caramelle. È un beagle, cioè, è il cane nel turbino. È un super cane da guardia, da compagnia, ma soprattutto da pulizia strade. Chi là, c'è la Veritas, c'è la Licea qua. Ah, sul serio se non mangia patatine. Sì, tutto Insomma, ci caramelle, raccontavi patatine. del VIP. Guarda che le in altro canto. Dai, chi là? È il suo amico, lo conosco. E vuole le patatine anche lui, no? Ovvio. No, sono tutte mie. Amicizia tra cani. E il VIP è rimasto senza parole. L'amicizia animalesca, istinti animaleschi. Come Nicolas Costa. Come Nicolas Costa con le nipotine, esattamente. La storia, io non so come seguaci VIP che seguono il VIP, perché sono già VIP loro, però non a questi livelli. Allora ogni tanto chiedono qualche spunto per arrivare al suo alto livello. Certo. Stiamo parlando per Andrea Donadello. Esattamente, questa sera è la serata finale, Ok. 5, domenica 5 di ottobre 2025, sotto il ponte, esclusivamente troviamo Andrea Donadello, suo DJ preferito, Mr. Ricky, quella maledetta voce, Jack, dopo chi c'è? E John. Jack e Jones. Comunque stavi raccontando sto ultimo delle nipotine, in sostanza che. In sostanza, ritornando alle nipotine, ormai ho perso la voce perché è una storia talmente lunga, ne aveva 3. Una meglio dell'altra, nessuna maggiorenne ovviamente. E alla fine però una sera
Una le ha tirato Paco, un'altra le ha tirato Luca Bidone, come si dice. Solo una si è presentata ufficialmente all'appuntamento a Nolita. Top. Questa qui che non facciamo nomi, ma abbiamo Certo. nominata prima. E alla fine sono venuti fuori dei messaggi che ha mandato a me in primis, che lui non vedeva l'ora di trovarsela in macchina nella mitica Lancia Y vecchia con 180.000 km ormai, che faceva rumori strani. E poi com'è finita? E alla fine è finita che i messaggi sono stati un po'... sono usciti un po' fuori, sono stati un po' divulgati. Pubblicati meglio Sui social. da un altro amico del Paron, non facciamo nomi anche qua, mettiamo il VIP. E da là dopo hanno iniziato a bloccarlo tutte e l'era delle nipotine diciamo che è finita, ma siamo partiti proprio dall'inizio, dalle origini all'ultimo periodo, però ce ne sono state di robe da raccontare in mezzo. Ormai è finito. Quando ho lavorato al McDonald's? È solo tempo passato ormai. Quando ho lavorato all'outlet? E quelle dell'outlet erano ancora prima, molto prima. Appena è stato assunto, la sua prima vera carriera da lavoratore, aveva la divisa ufficiale di sicurezza all'outlet A90, andava a domandare in giro i numeri in pausa, come definirla, in pausa pomeridiana tra un'ora di lavoro e l'altra, erano 2 ore di lavoro in tutto, più di 2 ore non faceva, domandava il numero a tutte quelle dei negozi e andava via con la granatina, faceva un'ora e mezza di pausa granatina a domandare numeri su 2 ore di lavoro, l'hanno licenziato. La storia del VIP è questa. Per questo qua è il motivo. Ma sei riuscito ad avere qualche risultato VIP con queste conquiste qua? E il livello di VIP è aumentato notevolmente. No, ma vabbè. Dovrete provarci. Giusto. La legge dei grandi numeri dice, no? Sì. Boh, sto temo che sono in fa cuore.